sprizza da sporto. Non sto a descriverti tutti i dettagli, ho avuto una piccola serie di sfighe una dietro l'altra, pertanto sono abbastanza avvelenatissimo, ok? Volevo farti vedere il camper di Brugin, non te lo farò vedere perché sono appunto avvelenatissimo. La prossima volta faremo un video dedicato a questo camper che è veramente, guarda, fantastico, no comment, veramente. Non lo dico perché è mio amico, anzi proprio perché lei è mio amico dovrei sparare merda, ok? Invece no, è un camper veramente assurdo e pertanto ti farò un video più avanti. Adesso no, adesso spengo e mi guardo mia e basta. Se c'è la combustione brucio piano. Ma Se te vas a rubinetto e se te vas a tappo della moto e ti poi accendi e scappa fuoco. ti butti in terra la moto, te cade fuoco, sì, Ma quello che volevo dire io, perché non te me fa cortesia dai camperisti col tuo van life, scusa? L'hai già fatto una volta? Quello no! Ah sì, era Ravenna. Ah sì? Ma Ma non ho fatto la recensione, non ho fatto il No, hai fatto un borghese. video. Ah, ma hai detto alcol. si monta insieme. A tiro fuori la massa a baseball e ti spacco su piedi. Cattivi. Ah. Mm. Ugan, cosa fai là? Fai la guardia? Controlli? Chiedi un fiorino? Ah? Che tipo? No, che credo se no non devo baiare, vero? Te lavori, vedi tu? O le devo controllare i travi? No, non le devo baiare, guarda che roba, fa il baretto, guarda. Prima mattina, e i nonni moderni. Tu visto? Ta ta ta. E ora sto qua che fa il bagno d'inverno del prima mattina, Dio caro, ma fermo, cosa avevo bevuto ieri sera? Aspetta che sto il generatore che adesso le batterie si piene. Sì, 400 A sta caricando a 13, quindi sto qua, tasi che arrivo col piede, tac, e spengo qua. Dov'è? Dov'è? Qua, eccola. Ok, ho rimesso a nuovo questo qua. Ah sì, quello che vedi Armaflex è un materiale che serve a coibentare caldo, freddo, rumore, umidità. Dio van life, devo trovarmi un adattatore che si attacchi a questo tipo di rubinetto perché è troppo largo, non si passa. Ah sì, stiamo io e Alessia a Cortina, andiamo a fare un po' di malanni in bicicletta. La zingaritudine tra noi, questa zingaritudine tra noi. No, da trovarmi l'adattatore. Ma sì, dai, mi segno anche sta roba qua. Ma è bellissimo fermarsi a pensare. Qui coi pay 2,45. Poi io di Monboot 265 euro. Però io mi ricordo quelli miei della fila gli ho dato 14 euro. Tengono perfettamente la neve e tutto quanto, hai capito? Li ho strausati. Quindi vedi a volte, no? La vera ricchezza, la vera povertà, il livello della fame. Perché il ricco ha tanti skate, ma compra roba da piskate, quindi il torna povero, tu capisci? Così, una passeggiata a Cortina di notte, perché la vita corre velocissima, no? E tutto ciò che tu fai di strano la rallenta, hai capito? Facci caso a queste cose. E la monotonia invece la fa scivolare come una mulla. È che non voglio fare discorsi da femmine, però scusa. C'era la 4,90 quella giacchetta e cos'è 200 passa qui quelle specie di pantaloni. A me mi fa roba da mercato sta roba qua. Cioè guarda. No, guarda, non riesco a capire. Sì, no, per me è sempre divertente questa. Qui sì, come dice l'Alessia, la zanzariera qua 2.200 euro. E il pantalone quanto viene? 1.200. Ah beh, dai, il pantalone viene poco. L'abito, non so dove sia, viene 3.900. Bene. Quelle scarpe stupendissime. 1.150. E per qui del Decathlon può andare a pescare. Adesso Alessia ragioniamo, brava. Allora, la strazzetta qua, E quella cappotto. rosa, esatto. E per qui, vabbè, adesso non descrivo oltre, cioè lo vedi, cosa serve che io ti descrivo. 5.900 La euro. maglia che ha sotto il giubbotto 1.200. Buono, una maglietta mia. La gonna 1.950 che era Buono, baracca 1.950. triturata con tutte carte. Oh, Le vabbè. scarpe. Per questo ti ho detto che i ricchi sono poveri come noi, perché
cioè se noi per una cosa spendiamo 10, loro spendono 1.500 e quindi è tutto proporzionato alla fine. 930 le scarpe, sono 2. Va bene, anche un po' si fa una puntata su queste robe. Chiudiamo col cappottino che viene a 7.000 euro. Va bene, ti saluto da una delle nostre più famose città di Skye e ti diamo buonanotte, anzi io te la do, Alessia se sei in Tantamona e a qua cammina se terribile, guidato mai in bicicletta. Ciao! Anzi, che buonanotte, lo dico per chi gira in e-bike da ste bande, ci sono queste panchine, diciamo, offerte dall'Audi. Funziona? Scotta sul serio? Che dicono che c'è la panchina riscaldata e lì dall'altra parte, vabbè adesso non vado a riprenderti, comunque ci sono le prese alla corrente per le e-bike, avevo già verificato, e il wifi. E dove abiti oggi con la porta aperta? A qua! C'è anche Alessia, vabbè, tu qui che sembra Alessia è Alessia. Inizia qui la nostra simpatica avventura, ragazzo, ti farò qualche clippetta ma non ti spiegherò nulla del tracciato in quanto la parte da Cortina a Dobbiaco, parte intesa parte di ciclabile, era già stata filmata, quindi te la trovi nei video vecchi, basta cercare su YouTube, magari scrivi Cortina Dobbiaco, le puntine del mondo. Tappa numero 1, Krafen a crema. Wow! Bene ragazzo, inizia qui la nostra simpatica avventura e non ti farò le clip in quanto, bravo, hai già capito, la ciclabile da Cortina a Dobbiaco è già stata fatta, quindi trovi già i video, al massimo vedrai qualche... Pensa, tanti anni fa che figata, guarda, questa era un'ex stazione dei treni, quindi era una stazione dei treni, e questa, come tante ciclabili in Italia, era una ferrovia, qui c'erano i binari, hai capito? Guarda che bello, pensa che ambientazione, un po' quasi da Far West, no? Canadesca, no? Con le montagne in fondo, no? Che figata! Guarda, la famosa galleria di Willy Coyote. Cioè, tu entri dentro, adesso vedi il treno che inizia a venire fuori, che figata! Inseguendo una libellula in un prato, un giorno che avevo rotto col passato, quando già credevo d'esserci riuscito. Maledetta bastarda, lei guarda, maledetta, io l'ho fatto con una rincorsa pazzesca perché questo è su un mega burrone, difatti vedi hanno messo i teli secondo me per non far prendere paura alle persone, perché proprio, no, tranquillo, beh, io ho le vertigini, oh. Chissà chi sei, chissà che sarai, chissà. Sì, buongiorno, avevamo prenotato un tavolo per 2. Sì, grazie, ok, grazie, di là, va bene. Prego, madama, prego, prego, il nostro tavolo ci attende. Gentile madama, occhio che non si copi, se no mi tocca mangiare da solo. Ah sì, qua dovrebbero esserci 2 posti liberi. Peccato quasi per la baracchetta, ma non si può avere tutto dalla vita. Approvo la mise en place, semplice, frugale, infatti vedi devi frugare per tirare su il crudo e buttarlo dentro il panetto. Ah, bibita ghiacciata. Pampini, non vi consiglio la Coca-Cola per niente, però vi consiglio quando andate in montagna di fare così, ok? Di crearvi un po' un'isoletta che la corrente non vi porta via la bottiglia e di lasciarla sotto in acqua, verrà fuori ghiacciata. Guarda la formica che ho mezzo salvato prima. Cioè in realtà stavo per salvarla perché si stava negando, no? Poi col dito l'ho schiacciata su per la roccia per sbaglio, starà ancora porchidando. Ma è bellissimo salvare una formica col panino col crudo in mano. Che forte! Qui noi! Sì. La mia cassa ancora con il nastro rosa e non vorrei aver sbagliato la mia spesa o la mia sposa. Ho perso una fidanzata, ma non una qualsiasi, quella mia, porca troia. Tocca aspettarla.
Che tipo. Raga, il terrore dei sassetti, ho detto cazzo, con quella bici là puoi saltare le montagne. Uccio adesso, uccio, il quadro estremo adesso, uccio. È buona da spuntare, sta attento. Uccio. Eccola là. Vai, accelera adesso, accelera, stringe. No, ce l'avevi fatta. Ma che traumi infantili, cascare sulla sabbia. Sento un po' di tuoni. Sono arrivati al lago di Dobbiaco. Adesso vediamo se bere una birra o no e torniamo indietro. Ma no, vieni qua, guarda, grande l'ostia, queste femmine moderne, porca miseria. Tac, e via, 1, 2, 3, 4, Hai preso la stradina, adesso dove vai? Ragazzo, sono 60 km di puro relax e godimento per gli occhi, con tratti diciamo tranquilli tipo questo e tratti più panoramici che sono effettivamente proprio spettacolari. Siamo arrivati al cimitero austro-ungarico, tu questo te lo ricordi perché l'hai visto anche con Olfo nella puntata dove siamo andati a fare la van life. Quindi no, non serve che ti spiego neanche questo tratto qui, aspetta che verso a Tosa. Prego madama, prego, vedi che galanteria, guarda che galanteria, guarda. Se perdi la fidanzata tutta compresa la patata, guida un po' la Tenere, cioè non so cosa c'entra, ma manco te diverti, Dio caro, la Tenere, mese spazza che è l'avventura, ma sì dai, tutto a posto amore, sti cazzi, so, chi porta amorosa a fare gli aperitivi e a mangiare robe gourmet, mi apporta in smerdarsi in mezzo ai spazzeri in montagna, Dio caro, ossia viene su una bella femminata robusta, vai, forza morbida. Vai fidanzata all'avventura, su cavalca la Tenere. Cara, dai, sta prendendo velocità, sta superando il suo trauma dei sassetti. Sì, per te esatto, faccio vedere agli amici da casa che esatto, lavora e viaggia, vedi tu. Ah, questo è simpatico, questo si stacca, vedi? Questo diventa, è tipo roulotte, vedi? È completamente staccabile e poi va in giro col camion. È simpatico, aspetta che ti inquadro, ecco, vedi tu? Simpatico, non è il garage. Memo,
per collegarti tra Cortina e Dobbiaco. Potresti anche, diciamo, fare un anello, avrei visto, però noi preferiamo non rischiare perché è tardino, Alessia ha i problemi alle ginocchia, questo, quello e quell'altro, e quindi ritorniamo per la stessa strada di prima. Guarda Dio qui. Ma sì, vai, cenere! Guarda, adesso mi viene da papine. In culo ve li metterei i vostri camper di merda, Dio caro. Guarda, spero rovinare una natura, Dio caro. Vabbè, non ho ripreso, comunque fidati che è un classico, come abbiamo già visto nelle puntate vecchie, trovare T4 e camper nelle ciclabili, letteralmente. A parte questa che è anche larga, quell'altra è proprio nella ciclabile, proprio che sei il simbolo della bici. Ma un po' di pioggia non vuoi prendertela, se no che avventura è, dai! Ha smesso di piovere, cioè, scusa ragazzi, aspetta che metto, guarda un attimo, aspetta, hanno casco basso, guarda giù, buoia, siamo ultra altissimi, è bellissimo, è un burronissimo questo, non vado avanti perché veramente è estremamente friabile, abbiamo visto tantissimi pezzi che sono andati giù, quindi non voglio essere stupido. Ha ripreso a piovere, che peccato. Ha rismesso. Cioè, di dove trovi un altro fidanzato, guarda che tartinine, tostonine, guarda che razza di aperitivi, e patatine, e questo e quello. E a Pisa, non fate a Pisa adesso, perché io e la fidanzata a letto stiamo facendo studi scientifici approfonditi. Non era intanto Natale a Cortina il film che dicevo io, ma era Vacanze di Natale 2000. Dobbiamo trovare questo negozio, adesso domani mattina andiamo alla ricerca. Onedo su Google Maps non c'è. C'è scritto Onedo. Qua dove secondo me c'è Louis Vuitton. Proviamo a vedere, ricorda che c'è questa scritta celeste. Vabbè, adesso studiamo un attimo i vicini. Vabbè dai, è semplice. Domani prima di Brioche, allora a sinistra c'è il campanile, quello in fondo è l'albergo, e quindi prima dell'albergo c'è l'albergo, guarda il campanile, e prima c'è sta roba qua, e adesso andremo anche noi là. Dio caro, vedi tu Civico 56 che ha fatto ben lesa a tutti chi gialli e chi thriller là, a parte i numeri civici e tutto quanto. Si è preso di un investigatore privato, vabbè, adesso cerchiamo. Bene, l'abbiamo identificato, Corso Italia numero 60, allora, perché 56 sì. quello è 60. 58 60. Perfetto. C'è anche la gelateria Lovat, che trip assurdo, stranissimo, ce l'abbiamo qua fuori. Guarda il mio vicino Ale, vedi? Lui fa la van life e anche la moto life, vedi, 2 in 1. Mi fa sua caffè life. Ah sì, ovviamente non sono neanche stavolta nel mio posto panoramico, che è quello in fondo a sinistra, perché è pieno di van life, tutti stranieri, guarda, tutti, anche quelli che non sanno niente, perché vedi, Indie Camper, sono camper a noleggio, ok? È sempre per la solita maledizione del Park Fortnite, o comunque di quelle piattaforme dove chiunque legge e usufruisce di questi posti. È una cosa, vabbè, ho già fatto un video, te la riassumo di nuovo, è una cosa sbagliatissima secondo me utilizzare queste cose, perché poi i posti vengono utilizzati anche da persone alla quale non interessa assolutamente, ad esempio, visitare Cortina o fare la ciclabile. Difatti tantissimi sono arrivati, hanno passato la notte e poi sono andati via, quindi Cortina non l'hanno vista neanche 10 secondi, però hanno occupato tutti i posti, lascia stare che adesso sono vuoti perché sono andati via, a chi voleva veramente vedere Cortina, hai capito? Per quello maledico tutte ste cagate, in teoria sono cose anche utili, in pratica c'è la sovrappopolazione, non si possono usare. Che rompe i baie, quei baie de Fien, dopo la porto dai baie de Fien e niente. Adesso c'è il foliage, ti metti sotto il foliage, esatto, mettete sotto là. Eccola, corri felice come che altra che noi hai, mi confondo sempre. Ecco, esatto, oh là, boh, este sia a posto. Vedete che ho vabbè controllo delle masse, ma guarda, una accesa qua, occhio, 50 metri, un'altra accesa qua, e altri 50 metri a Basilica là. Quanta massa vuoi che ci sia a Cortina all'epoca, più che altro. Esatto, questo è uno, il bar Lovat, che lo vedi nel film. Esatto. Guarda, Civico 60, cosa ti ho detto? Esatto. Allora, guardando la Basilica, questo è il negozio dove lavoravano Barilla e l'altro, quello delle caramelle. Hanno tolto... No, non eri tortellini. Li chiamavano i tortellini. Ma era caramelle? No, li chiamavano i tortellini perché sono originali del...
Ho capito. E gli hanno tolto, diciamo, le tendine arrotondate, ma il negozio era quello. Infatti io mi ricordavo che era semi-interato, perché vedi lì che diventa più basso. Come puoi tornare avanti? Era 8 il passerotto, pieno di felicità, pieno di mangiare, no? Di felicità, guarda che roba, sei rotondo e rimbalza sto qua e se vuoi, guarda che mestieri. Avevo delle cose importantissime da comprare per il camper. Ragazzo, io sono andato avanti 7 anni senza. Ma te garantisco che l'annaffiatoio è una cosa d'obbligo nel camper, perché veramente trovi zone che non hanno i rubinetti con la filettatura, magari trovi anche tanti rubinetti ma senza filettatura. Allora tu che cazzo fai? Stai attento ovviamente al tipo di forma, al tipo di inclinazione eccetera. Io ho preso questo abbastanza dritto, ho preso solo 5 litri ma mi va bene, avevo paura non ci stasse, invece guarda ci naviga. e butto via, tolgo via questo. Sento che sto trapanetto insulso, proprio carichi in USB, poi piccole robette, cioè, capito, può sembrare una stronzata, però da tenere in camper, voglio dire, sapevi tu, funziona, guarda, e so busetti li ha fatti. Si aspetta che sia l'attimo shopping, aspetta, sta con luce. Ho preso un'altra mega cucciona al CP perché poreta gli ultimi anni che se li goda comodi, più ogni tanto poreta si pisa un fio addosso, quindi devo dargli il giro a lavarle. Questa è bella enorme, prende tutto. I lacci per scarpe non ti interessa, occhio, anche questa non ti interessa, però per me sì, su quelle piccole cose hanno cose qua a lavare. Scritolino nuovo col culo largo, vedi, e le 2 manigliette come piaceva a me, tipo per i sughi o le zuppette. E dopo abbia soprattutto il bagnafiori. Sono stato mona io in tutti questi anni, perché comunque ci sta nel gavone, uno dei gavoni fuori, quindi non è un problema lo spazio, non pesa nulla, perché non pesa veramente assolutamente nulla, perlomeno quello che ho preso io. Quindi sì, è uno degli accessori importanti per il camper, perché spesso ti ritrovi magari che tipo noi l'altra sera l'area camper di Valle di Cadore non aveva l'acqua funzionante, non c'erano altre aree camper o campeggi nelle vicinanze, capito? Cioè bisogna fare tanti chilometri. Allora abbiamo provato i distributori o non avevano un rubinetto, oppure quelli che ce l'avevano non potevi attaccarci la gomma, hai capito? E allora con questo bagnafiori ti salvi. Io l'ho preso a 6 litri, però lo puoi prendere da 9, da 15, da quanto vuoi. Tu aspetta che il CP la fare l'unboxing recensione, no, l'unboxing magari no, ma recensione. È bella la cuccia, fai la codina, è bella la cuccia, è bella la cucciona nuova, provala, dai. Fa vedere cosa fai, dimmi, ma se gira, dai, provala. Eccola, oh che bella quella cuccia, è grande e morbida, dai, butta su quel culo. Ozzo, eccolo qua, è bellissimo. Poi vabbè, io ho il mona del bricolage, che ovviamente sai, non sono fatto per queste cose, ho fatto 3 buchi e uno bastava, cioè, bastava un buco, perché devi farne 3? Vabbè, dai. Era 8 il passerotto pieno di felicità, questo numero pienotto che ha iniziato a svolazzar, e sui platani, sui pini, qual provetto aviatore, e gli amici suoi uccellini lo salutan con ardore. Perché 8 diventa un passerotto? Perché è una favoletta, Lillino caro. Non gli piaceva essere un 8? Ma gli piaceva una cifra essere un 8, solo che, sai come succede nelle favole, c'è la fatina con la bacchetta magica e 8 diventa un passerotto. Però non è finita la favola, stai a sentire adesso che si sviluppa tutta quanta, è bella, capito Lillino caro? Era 8 il passerotto, zeppo di felicità, un po' pilota, un po' pilotto, che ha iniziato a svolazzar e decolla come un razzo fino al mare. Cinque la mucca. No, Lillino caro, non è la mucca. Senti, non fa rima. Invece 8 passerotto fa rima, 5 mucca non fa rima. 5 mucca. No, Lillino,